No, I'm not a writer. Dai, ma io allora copri le cose che io devo fare. Buongiorno Italia. Tranne? No, tranne niente. Guarda. Ah sì, sempre le cose della vagina, che schiaccio. Guarda che colore autunnale. Insomma, sono già le 10, che ora che hai detto che sono? Oh sì, aspetta, la sto sfocando, aspetta, vado via. Non è malata a letto. Che poi vedi, io mi contraddico perché avevo detto no, sai di fare sempre quello che vuoi, no? Cos'è in realtà quello che vuoi? E io in realtà volevo starmene qua a letto a guardare tutto il panorama, sai che c'è le montagne di là e tutto quanto, e però ci perdiamo. Donna, vedi che non voleva che la riprendessi, adesso la riprendo a tradimento, così imparano, no? Sai, è la psicologia umana, così funziona. Cioè, tu vieti una cosa a uno e quello inizia a desiderarla. Tac! Come i bambini, quando usi la psicologia inversa, no? Cioè, così che devi fare. Lei doveva dire, dai, riprendimi, voglio che mi riprendi, e io, col cazzo! E riprendevo fuori, no? Hai capito? Vero GP? Buongiorno col tuo stile a chiudere. Col tuo stile a chiudere. Adesso andiamo a farci i CP, tanti quei giri che te non hai neanche idea. Vedi, il fatto di venire qua con una compagna piuttosto che con gli amici, no? C'ha i suoi bellissimi pro e anche i suoi contro, perché insomma io adesso a chi racconto il disastro che ho combinato stamattina in bagno, cioè capisci le mie prestazioni vicitudinali. Miseria, guarda dove è andata quella là in fondo, Porco cane, guarda. Comunque Italia, buongiorno, questo è il mio giardino. Incontro luce, ma è il mio giardino. Perché lì c'è un accenno di sole, vedi? Solo che dall'altra parte ho il paesino, per carità, sì che mi piace un po' di più il naturale, diciamo. Comunque ragazzo, vedi, allora, questo è il parcheggio che ti dicevo, così lo vedi anche con un po' di luce, no? Cioè non guarda la mia faccia da sonno, guarda il parcheggio. Vedi lì c'hai il tuo posto per il camperino. C'hai la mansarda, no? Tac, la vista è questa. Senti come parlo un po' milanese. Eccola, la camminatrice. Ne abbiamo adesso a camminare. Ma dopo non mi si stanchino perché il CP ha rincorso il drone per tutta sta roba qua, guarda, per tutto sto prato ha rincorso il drone. Porca miseria. Ok donna, andiamo a preparare le pappe, andiamo. Sì, colazione anche a CP però. Esatto, povero CP. Non posso neanche raccontarti le mie prestazioni vicitudinali che ho fatto in bagno. Porco cane. E voilà, buongiorno Italia! Allora l'entrata qui era chiusa, noi siamo passati lo stesso, vediamo di arrivare nella chiesetta, quella piccolina in alto, adesso vediamo, a meno che il percorso dopo non sia interrotto, comunque vediamo, dai, aspetta che resto in trio. Ho capito tutto. Allora, nella vecchia chiesetta c'è una salita ultra ripida, no? Praticamente un tempo le vecchiette per andare su a messa porchidavano di continuo, no? E allora i preti hanno detto, ma non è il caso, no? E allora hanno costruito una chiesa più in giù, perché sennò la gente invece di pregare porchidava. Guarda il camper, lo vedi? Lo vedi? Andiamo dal camper, andiamo a cercare il camper, eccolo là. Lo vedi? Più o meno al centro sotto, dietro quel rametto là. Io potrei ingrandire ancora di più, ma mi va con lo zoom digitale, vedi, tipo sgranato. Comunque eccolo lì, al centro. Porco cane, oh ma no, non finisce più, accidenti, è infinito. A parte che prima mattina, guarda che bellissime. Buongiorno! E anche qui ragazzo siamo arrivati alla chiesetta praticamente, che adesso sarà qui a sinistra. Tu mi dici merita, non merita, ti dirò, dipende tutto da te veramente. Per me è senz'altro, insomma, una bella passeggiatina qua da soli. Adesso andiamo a vedere la chiesetta e poi guardiamo il panorama della chiesetta. E noi abbiamo detto mangiamo qua. E la CP dance anche in montagna, giustamente. Vuoi non fare la CP dance qua? Col giubbottino tutto pulito? No, facciamo la CP dance. Guarda che scemo. Che cane che devo avere? Che lavori. E questa è la chiesetta. Diciamo adesso che siamo arrivati noi è chiusa, no? Però... Yeah.
Diciamo che qualcuno ha fatto il buchetto. Oppure si è rotto, insomma. Amy, no tu. Sì, ma aspetta, giù qua se lei salta. Si fa male. Ah, boh, no, non rotto, ma il CP è abituato, lei guarda. Bravo CP, molto bravo. Attento dietro. Che visualization ci abbiamo. Ah, abbiamo il camper lì a destra, vedi? Il tagliamento che però è in secca. Anche lì, tutto in secca. Ok. Ah, aspetta. No, guardavo se andare lì su quel coso lì, ma è tutto molto friabile. Cioè, non è tanto che è friabile, non è un posto da visitare. Mentre allora, secondo noi, adesso andiamo... è il CP che importuna le fidanzate. Adesso noi mangiamo qua, seduti qua, con la vista a montagne, e dopo andremo per di là, no? Che c'è il mulino, l'antico mulino, e la specie di parco fluviale. Insomma, adesso vediamo cos'è. Dovrebbe essere un percorso un po' più carino, un po' più naturalistico. Perdona le riprese. Queste però sono riprese da un po' da dietro le quinte, no? Non proprio da puntina. Però vabbè, insomma, possiamo dire, facciamo anche la puntina così, un po' a mano libera, un po' con i CP che importunano le fidanzate. Vero CP? Ah? Mannaggia. Che lì. Ti vai sopra, te l'ho già detto. Sì, qua mi avvisano che ci sono le cacche. Che cacche sono? È spassata sono grandi. Allora, non sono di pecora intanto, questo te lo dico io. Boh, forse un cervo secondo me. Cioè, pensa che bello essere un cervo, cioè ti arrivi qua e ti fai la cagatina con le viste in montagne così, con tutta la città magari illuminata, bello. Vedi i vantaggi di essere cervo. Qua se vuoi leggerti un po' quello che c'è scritto metti in pausa. Ma sì dai, ti consiglio allora di venire a questo ristorante. Allora il zingano no, voleva prendersi quel tavolo lì, no, sopra la collinetta e mangiare lì con la vista a montagne e collinette. Mentre la signorina, e qui ci vuole un po' di galanteria, la signorina vuole pranzare qui. Cioè, con la vista del paesino e la vallata e il tagliamento. Insomma, sono due ambientazioni diverse, belle tutte e due, e, insomma, poi scegliti la tua. Vero CP? No, devo chiedere conferma anche all'aiuto regia, perché non è che posso dire le cose così, poi in post produzione il CP me le taglia, hai capito? Così funziona. Gli ultimi spruzzi, sprazzi di sole. Cambio programma, abbiamo deciso di provare ad andare a vedere cosa c'è lì in quel sentierino lì, no? No, giusto donna? È un po' più misterioso, anche perché qua è pieno di caccone di cervi, di fauna, no? Allora ho detto magari troviamo la fauna, hai capito? Oh, notavamo qua che per quel poco che dura la luce le tengono direttamente accese le luci, no? Cioè H24 proprio. Tanto appena sbucato il sole adesso sta già andando giù nelle montagne, quindi. Per fortuna che ogni volta ci facciamo comunque il giretto di ricognizione, ma che roba, sta iniziando a piovere proprio. Che triste, porco cane. Non capisco, c'è una nuvola un po' di fantozzi e insomma, c'è una nuvola di fantozzi grande. Nuvola. Vediamo comunque di fare un piccolo girettino qua dietro e se proprio dopo inizia a diluviare prendiamo e torniamo nella casa mobile e via. Quindi sì, non è che ti ho puntinato tanto di sto posto se inizia a piovere, Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi Timbuktu. Anche tu? No, allora si sbuca sulla statale, quindi non continuiamo il percorso della chiesetta, sì lo so basso, è che sono sotto il gradino, vedi? E quindi torniamo indietro dall'altra parte e andiamo a vedere il mulino vecchio, visto che abbiamo ancora un po' di tempo di luce, e quella parte cicloturistica del parco fluviale.
No dai, fortunatamente non piove, è stato solo un falso allarme, quindi continuiamo e andiamo a puntinare e fare un brigare.